L'ospedale Giustinianeo venne inaugurato alla fine del marzo del 1798 con una memorabile processione per il trasporto di tutti gli infermi delle infermerie dell'ospedale San Francesco Grande. Un secolo dopo, nel 1890, si aggiunsero le cliniche di ostetricia e di pediatria che con il pronto soccorso erano ubicate dove oggi si trova il Policlinico Universitario. All'inizio del Novecento venne tombinato il canale San Massimo che scorreva dietro all'ospitale. L'arcata del vecchio ponte San Massimo è oggi utilizzata come sottopasso che collega le aree ospedaliere divise da via Giustiniani. Dove sorgevano gli ex mulini dei Gesuiti nel canale di San Massimo, adiacenti ai giardini Treves, oggi si estende il piazzale interno dell'ospedale. Nel 1920 circa furono inaugurate la clinica dermopatica e la chirurgia. Il nuovo ospedale stava sorgendo, distruggendo o inglobando buona parte delle mura cinquecentesche. Se noi oggi entriamo dal cancello di Porta Pontecorvo e percorriamo il marciapiede, stiamo camminando sopra le mura. Una parte di mura si può vedere anche di fronte al Policlinico fino a via Giustiniani. Un'altra parte va dal ospedale pediatrico fino al Bastione Cornaro. Le mura erano state acquistate nel 1882 dal Comune e nel 1910, fra il 1910 e il 1920, sul Bastione Cornaro erano stati costruiti i reparti per la cura della tubercolosi. Negli anni 50-60 vi fu una rapida espansione. Nel 1951 fu inaugurato il pronto soccorso all'ospedale vecchio, sorsero poi le nuove cliniche universitarie di via Giustiniani. Come riporta questa cartolina del 1958, la nuova clinica pediatrica, come racconta invece la fotonotizia del Gazzettino del 23 luglio 1956. Lo stesso quotidiano nel 1957 annunciava l'inizio dei lavori di costruzione del Policlinico Universitario. Sul baluardo del Cornaro, aprile 1958, venne inaugurata la divisione di neurochirurgia. In seguito, nel 1967, la nascita del monoblocco, il tutto grazie alla collaborazione con il Consorzio Edilizio Universitario. Il 30 ottobre 1971 viene infine inaugurato il nuovo padiglione degli infettivi.